Cioè io non ce la posso fare, non ce la posso fare. Anche oggi abbiamo pareggiato, anche oggi. Un rigore sbagliato e un palo di Osimhen. E poi la ciliegina sulla torta. Garcia me lo va pure a togliere. È vero che ha sbagliato, ma un giocatore così tu non me lo devi mai togliere, specialmente quando devi vincere una partita. Ma c'ha tutti amici da Napoli l'87. Bologna-Napoli finisce 0-0. E l'Inter se ne va. Sono 7 punti e sono tanti in 5 partite. E quando li prendi più a quelli lì? Non ci siamo, non ci siamo. Oggi l'atteggiamento del Napoli mi è piaciuto all'inizio. Dopo il rigore sbagliato di Osimhen non ho visto quella cattiveria per andare a vincere la partita. Ma comunque va cambiato allenatore, perché chi succa è buono sulla mancia e baguette, chi succa è francese, chi non capisce niente di calcio. Abbiamo visto in Arabia dove è stato, ne è stato capace, mai. Chi se peggio è Allegri, Allegri è più allenatore. Naggia miseria, anche Samo pare un spaventapassero in mezzo campo, mi pare. Chi voglio salvare questa sera? A tratti ho visto Zielinski bene, nel primo tempo ho visto Raspadori. Poi ci metto anche la sfortuna su quel palo di Osimhen. Ma dobbiamo essere più cattivi, abbiamo creato ma poco, perché oltre il palo, il rigore nel secondo tempo, abbiamo fatto 2 tiri in porta pericolosi, quello di Kvaratskhelia da fuori, che poi è andato pure centrale, e quello di Raspadori nel primo tempo. Non è che abbiamo creato chissà cosa, In fase difensiva siamo stati bravi, perché abbiamo concesso poco, poi nel finale abbiamo concesso qualcosina, perché dopo il rigore sbagliato il Napoli è andato un po' in palla. Non ce la posso fare, ragazzi, non ce la posso fare. Non siamo riusciti a vincere nemmeno con il Bologna, con il Braga ci è andata di culo. No, totalmente mi fa male vedere un Napoli ridotto a questa maniera, perché il Napoli di Spalletti oggi l'avrebbe vinta la partita, 2 o 3-0 l'avrebbe vinta. Nathan mi è piaciuto, Ossigard uguale, Olivera, ecco il cambio che mi è piaciuto Olivera con Mario Rui, perché anche Olivera non aveva iniziato bene, è stato subito ammonito dopo 5 minuti. Ma anche Mario Rui non ha fatto una grande partita. Ragazzi, sta macciso. C'è da trovare un difensore centrale, ma anche i terzini dall'altra parte, Mario Rui e Olivera, non sono da meno. Va trovato anche un terzino sinistro. Sta macciso, ma veramente, ragazzi. Non mi è piaciuto Osimhen per il rigore sbagliato e anche per la protesta, soprattutto per la protesta quando è stato tolto da Garcia. Poi l'Isrom l'abbiamo acquistato, sì o no? Perché tu oltre quei 5 minuti che l'avevi messo non l'hai messo più dentro. Non capisco perché ti fissi con Cajus, ti fissi con Juan Jesus, che se oggi Juan Jesus non si era fatto male nella partita scorsa tu me l'avresti messo. E niente ragazzi, non ci sta niente da fare, hanno solo mannati su qua, perché con Garcia stiamo facendo una brutta fine, il Napoli irriconoscibile, non ce la posso fare io. Niente ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Con questo è tutto, buona serata a tutti amici, da Napoli l'87 come sempre, aiuto, forza Napoli.